una piccola cosa che credo interessante perché nelle scuole medie di Austis è stata fatta una ricerca, quindi credo insegnanti con ragazzi. Chi è che aveva fatto parte della ricerca? Le due signorine qui, vero? Tu prima chiacchieravi con me, una ricerca che riguarda i periodi delle migrazioni da Austis alla Toscana, all'Europa, e tu hai fatto parte di questo progetto a scuola? Sì, per 3 anni. Ce lo racconti un pochino in breve? Allora, Che ha dato quindi vita a si un faceva- libro, Sì, oltretutto. appunto, che forse è uscito 2 anni fa. Quindi il lavoro si svolgeva soprattutto a scuola e poi ogni anno c'era un viaggio di istruzione, soprattutto verso i paesi italiani, cioè verso le regioni italiane. Noi siamo andati in Toscana e in Lombardia. E avete intervistato quindi gli emigrati, giusto? Sì, vabbè, in Toscana è stato principalmente interviste ai pastori, perché comunque gli emigrati austesi in Toscana hanno soprattutto aziende agricole e pastorali. Invece quelli che sono andati a Genova, Roma e Milano avevano altre attività. Quindi un bel lavoro, è bello Sì, che sì. abbiano coinvolto voi giovani, perché credo sia poi sempre stimolante per il futuro. Quindi buon lavoro, e invece adesso ci godiamo il ballo su Ballu Antigu Austesu con Roberto e Silvano Fadda.